San Bugucciu Alandu si sa poca fariello, ma era conto con tipeto. Come la legge o suo nome, era un paese luoso che si chiama Alandu. Alandu, mica Landu. Non si conosce mica sua faccia, avevamo solo una fioraella. Boh, stavolta mi piace più vecchio. È uno dei grandi personaggi della storia corsa, accampato da un Medioevo al XIV secolo. Tanto a vita dura per i paesani e a corsica è povera. Per i signori, la vita è più facile. Oh, sans beaucoup, donc m'acheter le journal et un paquet de cigarettes. Allora un giorno, in un 1357, a Unire, Questo sistema non è mica giusto. Ce la fa una rivoluzione. tanto pigliavo capo una rivolta. I suoi nemici, i suoi compagni, i paesani. Durante gli anni, tutti i castelli di Corsica sono bruciati, distrutti, lampati in piano. Il castello Ginarchese è fatto e il castello di Roccasara è fatto. Il spigone, c'è un tempo. Alla fine non ne ferma più mancuno. Ma in Corsica sottana in Capigorso i già fermano in piazza e adera ai signori. A mezzo nasce adera lo comune perché i paesi sono messi sotto protezione di comune e gente. Era così San Bugucciu Alandu, non si sa mica precisamente ciò che l'ha fatto e quale l'era, ma ha pigliato capo una rivolta contro i giochi. E oggi, quali saranno i giochi?